tutta agricola, splendida, come vedrete dalle immagini che Luciana Veschi vi inquadra. Siamo vicino a Siena, a pochi chilometri da Siena. Ormai è consuetudine in questa stagione dell'anno qui un concorso ippico internazionale d'amicizia. In genere riesce a convogliare qui in questa piana grandi cavalieri e grandi cavalli che dopo Piazza di Siena e dopo il concorso ippico internazionale di Firenze ancora rimangono in Italia e ben volentieri vengono a godersi questo spettacolo che vedete inquadrato. La banda sta uscendo dal campo, sta per cominciare la seconda gara relativa alla Team Cup. Ne abbiamo già parlato da Arezzo alla fine di febbraio, se non vado errato. È una gara che si svolge nel corso dell'anno su 3 prove, su 3 concorsi ippici, o meglio non su 3 prove. In ogni concorso ippico c'è una prova al giorno e quindi 3 prove. Si assegnano punti in ogni prova e poi alla fine vincerà una squadra, e questa è la novità di questa Cavallo Magazine Team Cup 1992. È la prima volta che in Italia si fa un concorso a squadre e credo che sia anche la prima volta che si fa in Europa. Non sono quindi i singoli cavalieri a vincere, ognuno di loro acquista punteggi, ma chi vince è la squadra di cui fanno parte. La gara che vedremo oggi è un mini derby, così è stato battezzato, in quanto i cavalli e i cavalieri saranno costretti nel corso del tracciato ad uscire dal campo di gara e ad affrontare ostacoli che nei derby normali, diciamo nei derby a cui siamo abituati, sono in genere costituiti da ostacoli naturali. In questo caso sono invece ostacoli da campo ostacoli, ma sono per posizione, per collocazione, per il fatto che sono fuori dal campo, sono in qualche modo anche questi ostacoli diversi da quelli, con diverse caratteristiche da quelli che invece incontreranno nel campo ostacoli. Come dicevo, abbiamo cavalieri e cavalli di grandissimo prestigio. Il primo che vedremo entrare in campo è una Amazzone francese, Eugénie Legrand, l'abbiamo vista anche a Parigi alla metà dicembre, alla fine del Renault Jump, una delle grandi classiche della stagione al coperto. Poi avremo Alex Pierre, un cavaliere belga che ha appena vinto la gara precedente. Poi abbiamo anche molti cavalieri importanti dell'equitazione italiana. I primi che vedremo entrare saranno Francesco Busso e Bruno Scolari, che abbiamo visto vincitore ex equo a Roma nella gara di Potenza. Abbiamo i fratelli Van Paschen, ormai abitué dei concorsi ippici italiani. Abbiamo Duccio Bartalucci, di cui abbiamo già parlato più volte quest'anno, un felice ritorno alla equitazione, alla grandissima equitazione italiana. Ma fondamentalmente abbiamo questa Team Cup, questa coppa a squadre, Cavallo Magazine Team Cup, che si svolge, come abbiamo detto, nel corso di più gare. Accanto a me adesso è arrivato Roberto Pignoni, che è qui a Detto Stampa e alle pubbliche relazioni. Come funziona allora questa Team Cup, Roberto? L'idea è stata quella di creare in Italia e poi portare all'estero un circuito di concorsi dove il cavaliere non fosse impegnato solamente come binomio, ma all'interno di un team, appunto, quindi di una squadra, volendo anche inserire il termine Team Cup Sponsor, perché riteniamo che i team dei cavalieri debbano giustamente portare anche il nome dello sponsor o degli sponsor che in questo momento stanno sostenendo con grande impegno questo sport. Eugénie Legrand sta entrando in campo in questo momento, eccola, vedete inquadrata. Adesso con Marcello Mastronardi, a cui passo il microfono, cerchiamo di seguire, Roberto intanto si trattiene qui accanto, cerchiamo di seguire insieme il primo percorso, perché così vediamo di capire un po' come si svolge questo mini derby. Come abbiamo detto, 2 volte dovranno cavallo e cavaliere uscire, in questo caso Amazzone, uscire dal campo, usciranno e rientreranno compiendo un salto su un ostacolo posto proprio sulla recinzione del campo.
Nel primo caso avranno anche degli ostacoli da saltare fuori, nel secondo caso invece vedremo che avranno soltanto da introdursi in un passaggio obbligato. Poi Marcello Mastronardi ci spiegherà anche il perché di questo passaggio obbligato. Ecco, Eugénie Legrand sta per affrontare il primo ostacolo, io vorrei cedere il microfono a Marcello che ci dice come funziona. Mano destra un numero 1 che è un passaggio di sentiero e già siamo sul 35, questo è un falso largo, il 2. Io traduco 1,35 m. Sì. Il 3 è una gabbia con il primo elemento sul fosso e il secondo di solo barriere. In uscita adesso esce dal campo, su una staccionata affronta un primo ostacolino in cresta, scende su una valletta e ancora un verticale, con una girata a sinistra. È scivolato il cavallo. Scivolato sulla girata, e questo è un piccolo passaggino di sentiero in cresta, E proprio su una rientra in collinetta, e campo. rientra su una siepe. E questa è la prima uscita, È la diciamo. prima Poi uscita. altri ostacoli Adesso, in campo. ecco un fosso sulla riviera, una gabbia che dovrebbe risultare abbastanza insidiosa, ma la Mazzo l'ha affrontato seriamente. E La adesso prima di nuovo usciamo uscito al dal campo. campo, qui deve passare un passaggio obbligato Che vediamo fra che questi vediamo due. fra questi due elementi, fra queste due barriere, messo per tutelare cavalli e In cavalieri. campo questa volta c'è un errore. Che costa 7 secondi data la lunghezza e il numero dei salti. Ecco, abbiamo Ce n'è un altro. un calcolo delle penalità abbastanza inconsueto. Invece di avere le solite 4 penalità, le penalità vengono tradotte in secondi e ogni errore è 7 secondi in questo caso. Non è sempre così, ma oggi è 7 secondi. E questo è l'ultimo ostacolo. Che è un bel passaggio di sentiero di 1,40 per 1,55. Diamo qualche dato statistico complessivo. Quanto è lungo il percorso? Lungo circa 600 metri, 585 per l'esattezza. Con quanti ostacoli? Con ostacoli 15 e salti 17. Intanto È proprio la le caratteristica telecamere di Luciana Veschi ci stanno facendo rivedere l'errore al rientro in campo. È una caratteristica del derby. del perché derby, ma giustamente è un stato mini chiamato derby. opportunamente mini derby, perché diversamente se fosse un derby vero e proprio dovrebbe essere non meno di 1000 metri e con 18-20 ostacoli. Allora, intanto mentre si prepara il cavaliere belga Alex Gert, riprendiamo con Roberto Pignoni il discorso sulla Team Cup. Prossime, dunque qui avete fatto, siamo alla seconda gara. Siamo alla seconda gara dopo l'esperienza di Arezzo in indoor, questa è la seconda tappa e la finale quest'anno sarà il Derby dei Fiori a Sanremo ad ottobre. Intanto però qui domani ci sarà un'altra gara. Ci sarà un'altra gara Che faremo con- vedere ai nostri appassionati in sintesi mercoledì sempre su Rai 3 e daremo anche i risultati della gara di oggi, che ovviamente non riusciremo a vedere dato il tempo concesso. La gara, come avete notato, è cominciata adesso. Alex Gert sta uscendo adesso dal campo, siamo nella parte esterna dove ci sono 3 ostacoli. Sì, 3 ostacoli, adesso affronto un verticale su una mezza costa e girando a sinistra un piccolo passaggio a sentieri in cresta ad una collinetta. Quello che abbiamo già visto Sì, prima, dove c'era prima, stata quella scivolata. Quella Adesso scivolata, è esatto. andato invece tutto bene. Rientra Rientro su una siepe, rientra in campo. Un fosso sulla riviera ed una gabbia a sinistra. ha perso il cappello. Messa cosiddetta a ventaglio. perché Perso il da cappello, c'è stato un errore all'ingresso della gabbia, Marcello. Sì, in entrata, anche perché la gabbia, come dicevo, è a ventaglio, cioè dalla parte sinistra è 7 metri. L'avevi mentre- detto prima che era un ostacolo difficile, adesso infatti si è dimostrato. Vediamo questo che prima è stato sbagliato dalla Mazda e c'è errore anche in questo caso. Anche Alex Gert ha sbagliato l'ostacolo al rientro in campo, al secondo rientro in campo. Ha tremato la barriera più alta, ma è rimasta Gondolone non cadò. sui ferri. Concluso il percorso, in questo caso gli ostacoli, gli errori sono 2 e quindi la penalizzazione sarà di 14 secondi. Primo cavaliere italiano, Francesco Busto monta Kick du Caron. Ecco, dicevamo domani ultima gara per quanto riguarda la bagnaia della Team Cup e poi a Sanremo. E poi a Sanremo, dove avremo la finale e dove i punteggi raccolti durante le varie tappe potranno permettere al team vincente di dividersi un montepremi di oltre 100 milioni. Ma anche a Sanremo avremo più di una gara, naturalmente. Anche a Sanremo naturalmente avremo più di una gara e soprattutto avremo molti cavalieri e molti team soprattutto dall'estero. Adesso seguiamo il percorso di Busto, siamo Molto bene con l'1 sul 2. alla gabbia Altrettanta la gabbia sul con fosso. ingresso sul fosso, che stamattina ha selezionato molto. La prima Di nuovo uscita dal campo gara.
Ecco a mezza costa il passaggino di sentiero e poi ancora a mezza costa un verticale a ventaglio. Marcello, questo fatto di uscire dal campo di gara per i cavalli E crea dei problemi. crea dei problemi, Soprattutto i dislivelli creano dei grossi problemi, specie ai cavalli da salto ostacolo. Cioè il fatto di saltare non Di più in saltare piano, non ma più di in piano, saltare. ma di Ecco, qui prendere- infatti avete visto sull'ostacolo in cresta, Kik Lucaron ha detto no, a me questa cosa non mi piace. Pur essendo molto modesto come entità, ma c'è proprio la difficoltà che è in salita. Quindi i cavalli devono prendere la battuta dal basso. Evidentemente sì, è un problema in più, insomma. Certo, Ma il fatto proprio di uscire dal campo, anche perché i poverini sono sempre abituati ad essere costretti a girare e quindi quando si devono trovare all'aperto, fuori, con lo spazio già li mette un po' in crisi. Abituati a stare sempre in campi recintati. il tempo come è stato calcolato, Marcello? È una velocità, largo? no, è a 400 ed è abbastanza giusto. Ecco, questo ha superato questo ostacolo qui di Per rientro che è adesso, molto il Busso è insidioso. senza errori, cioè soltanto purtroppo Ah. adesso, non bisogna mai dirlo, non c'è niente da fare, ogni volta che lo diciamo poi ce ne pentiamo, non lo diciamo più. C'era soltanto stato quel rifiuto sull'ostacolo in cresta, per il resto era andato benissimo. Beh, ma sai, in un Comunque un bellissimo percorso. Nella tabella C forse è meno grave l'errore che si può recuperare con i setti piuttosto che con la piantata, che si perde molto più tempo che non i 7 secondi. Certamente. Vedete inquadrato Busso adesso che sta uscendo dal campo e adesso abbiamo Bruno Scolari che monta. Scusate, ma io avevo commesso l'errore, avevo letto male. Francesco Busso monta Omar Duruet, invece Bruno Scolari monta qui Lucaron. Come dicevo, non è la prima volta che vediamo vincere le categorie di caccia, quelle con la tabella C a 400, anche con gli errori. Perché chi va più veloce recupera molto, in un tracciato così lungo e con delle girate opzionali. Intanto vedete l'ambiente in cui siamo, le telecamere di Luciana Veschi vi hanno trovato una perla da inquadrare, è veramente un ambiente naturale di una bellezza eccezionale. Qui siamo vicino a una delle zone naturali più famose d'Italia, la famosa Montagnola di Siena, che è proprio qui a pochi passi alla nostra destra, uno dei parchi naturali più belli e più vissuti dalla fauna italiana. Purtroppo per Bruno Scolari c'è un errore proprio sul primo ostacolo che sarà stato posizionato come ostacolo d'invito, no Marcello? Assolutamente, infatti la prima barriera è solo 25, che è quella che ha toccato. Evidentemente il cavallo non era ancora in concentrazione. Però non diciamo. è così strano vedere sbagliare questo primo ostacolo, succede abbastanza spesso, si vede che proprio c'è un impatto con la gara. Ma è proprio perché normalmente il numero 1 è un ostacolo tranquillo, piuttosto diciamo modesto rispetto agli altri, e forse da cavallo e cavaliere viene sottovalutato. Adesso, come sapete, ormai avete imparato tutti a seguire questo percorso, siamo nella prima uscita all'esterno del campo, se la sta prendendo molto comoda, evidentemente il fatto che sia una tabella C non lo impensierisce molto Bruno Scolari. A meno che io non voglia voglia fare un percorso in preparazione di domani in squadra. Adesso siamo nella diagonale La che gabbia. attraversa tutto il campo, la gabbia, e poi verso l'uscita, sempre un percorso decisamente preso con grande tranquillità. E non è da escludere che si abbia anche un fuoritempo, che la velocità è a 400 ed è molto punitiva. Adesso sentiremo il responso del cronometro. Peccato che l'errore Sì, proprio all'inizio, proprio all'inizio. almeno sarebbe stato un percorso privo di errori agli ostacoli. Siamo a 85 secondi adesso, quindi ce la dovrebbe fare a chiudere nel tempo. Siamo alla fine del percorso. 89 secondi, quanto era il tempo massimo, Marcello? Guarda, l'ho scritto forse, l'hanno scritto già? Non lo ricordo con Tempo esattezza. massimo 86 secondi, quindi siamo fuori Avevo previsto che eravamo fuori siamo tempo. fuori di 3 secondi rispetto al tempo massimo. Infatti non galoppava a 400 metri. E la conclusione finale è con l'addebito dell'errore 100 secondi e 69 più l'addebito relativo al superamento del tempo massimo. E adesso Eva Van Paschen, l'avevamo già detto in apertura che i due fratelli Van Paschen sono presenti qui alla Bagnaia, erano presenti anche al concorso ippico di Firenze, di cui abbiamo fatto una differita in onda proprio ieri mattina. Eva Van Paschen monta Igo Polo, lo stesso cavallo che abbiamo visto appunto a Firenze. I due fratelli Van Paschen sono stati tra i protagonisti stranieri della nostra equitazione negli ultimi anni. Li abbiamo adottati. Adesso è un po' di tempo che non hanno grossi cavalli. Il Stani Van Paschen ha avuto un cavallo che è stato un beniamino del pubblico italiano, un Morello intermezzo,
e col quale ha vinto 3 edizioni della Coppa degli Assi di seguito a Palermo. Adesso siamo verso l'uscita, c'è errore all'uscita dalla gabbia per la Van Passion. Eva adesso è fuori dal campo, primo ostacolo esterno, passaggio di sentiero, poi abbiamo un verticale, poi a mano sinistra anche lei se la sta e poi anche lei è scivolata, si vede che a quel punto evidentemente, come diceva Mastronardi, il cavallo sente il fatto che non sta in piano e quindi perde un po' il proprio equilibrio. Qui abbiamo, Perdono di equilibrio ma anche di impulso sui dislivelli. infatti come rientrano in campo poi acquistano anche maggiore velocità. Qui c'è stato un errore anche all'uscita da quella gabbia e c'è errore anche al cancello. Purtroppo l'abbiamo detto, i fratelli Van Passion non hanno più grandissimi cavalli a disposizione in questo periodo, non sono ai livelli che ci avevano abituato. C'è un quarto errore nel ritorno in campo. Adesso siamo proprio verso la fine del percorso, a mano destra si torna verso il centro del campo, ultimo ostacolo e si chiude. Quindi sul campo sono 85-40, quindi non ci sono fuori tempo, ma il tempo complessivo, considerato anche a debito per gli errori, è di 113 secondi e 40. Adesso rivediamo intanto l'errore, avete visto, con il posteriore al ritorno in campo. Quando dovrebbe entrare in campo Duccio Bartalucci, cavaliere ben conosciuto, uno dei grandissimi nomi della nostra equitazione fino a qualche anno fa, poi ha avuto un momento di cavalli un po' incerti, grandi problemi alla Riviera, con un cavallo tedesco che l'ha fatto soffrire molto. Adesso ha ritrovato alcuni cavalli importanti, Duccio, e lo abbiamo rivisto a Piazza di Siena, lo abbiamo visto fare anche delle cose importanti a Cervia, è andato piuttosto bene anche al Gran Premio di Firenze, dove è arrivato secondo. Adesso vediamo che cosa saprà fare su un percorso così diverso. D'altra parte ha un cavallo che ha un nome che si adatta a un percorso di questo genere, no? Marcello, Biathlon, fa pensare proprio a... Si adatta come nome, si tratterà di vedere se come andatura, che non mi sembra un cavallo col quale lui possa molto galoppare. È un cavallo che ti pare piuttosto lento? No, non è lento il cavallo, ma per la sua precisione ha bisogno di essere abbastanza contenuto. Però Duccio col mestiere che ha già cominciato a tagliare per recuperare un po' di tempo. Su un percorso così lungo tagliare è importante lo stesso? Assolutamente, anzi è più importante tagliare quasi che galoppare. C'è un vecchio proverbio nell'equitazione, no? È più importante galoppare meno che galoppare di più, che significa fare meno metri che esatto. andare più veloce. Solo che ci vogliono cavalli molto addestrati, cavalieri molto esperti che sappiano girare senza perdere né impulso né equilibrio. Avete notato come diminuisce il ritmo quando escono dal campo? Evidentemente proprio questo c'è errore a rientro. Questo stare fuori dal campo, questo avere i pendii sotto i ferri dà un po' di incertezza. Non c'è dubbio, soprattutto, ripeto, come dicevamo prima, per i cavalli di salto ostacoli che sono normalmente abituati a saltare in piano. Certo, probabilmente un completista, come cavallo che esatto. Come cavaliere si troverebbe più a suo agio. Certamente. Siamo in passaggio obbligato all'esterno, rientro in campo, questo è un ostacolo che ha fatto tantissime vittime fino adesso. Avete visto anche Bartalucci, purtroppo il suo secondo errore. 14 secondi fino adesso di penalità. Come siamo con il tempo? 85 in questo momento, quindi probabilmente non ce la fa, è fuori infatti. Il tempo massimo, ricordiamo, 86, 90 e 96 il tempo sul campo effettivo, più la penalizzazione diventa 109 e 96. Penalizzazione dovuta non solo agli errori sul campo ma anche al fuoritempo di cui abbiamo accennato. Adesso abbiamo in campo 109 e 96 totale per Biathlon, 5 secondi di penalità per aver superato il tempo massimo. Dovrebbe essere Alois Fuchs, uno
dei tanti membri della famiglia Fuchs che hanno fatto buona parte della squadra svizzera di equitazione. Uno dei fratelli Fuchs tra l'altro è riuscito a classificarsi molto bene nella Coppa del Mondo indoor che quest'anno si è conclusa negli Stati Uniti. Alois Fuchs è proprio davanti alla nostra postazione in questo momento. Primo ostacolo, poi a mano destra verso il secondo, poi tutta la diagonale verso l'angolo opposto e l'uscita dal campo. Mi comunicano dalla regia che noi, quando dovremo finire questa diretta, continuiamo a registrare le immagini di questa gara che potremo trasmettere in un eventuale intervallo del tennis, quindi i nostri ascoltatori appassionati, attenzione, rimanete. Ecco, allora adesso mi dicono che devo chiudere per il momento questa telecronaca, noi la chiudiamo mentre Alois Fuchs sta per riuscire di nuovo dal campo, e appuntamento ad una registrazione di questa gara che potrebbe andare in onda nel corso del tennis. Grazie a tutti, grazie a Marcello Massonati e a Roberto Mignoni, a risentirci probabilmente più tardi.